è stata approvata la nuova edizione della SA8000, lo standard certificabile relativo alla tutela dei diritti umani dei lavoratori e al concetto di lavoro dignitoso, decent work, applicabile a organizzazioni di ogni settore e paese. Ma cosa cambia con la nuova edizione? La SA 8000 2026 sostituisce la versione precedente, in vigore da oltre 10 anni, apportando novità importanti per adeguarsi al contesto sociale e allo sviluppo del mondo del lavoro. Come è possibile ottenere la certificazione? Le aziende che scelgono di adottare un modello di gestione della responsabilità sociale certificato secondo lo standard SA 8000 2026 devono dimostrare il rispetto di requisiti strutturati in 3 aree: condizioni generali, sistemi di gestione, principi di lavoro dignitoso e criteri di prestazione. In questo seminario gratuito, insieme alla dottoressa Laura Vannucci, approfondiremo tutte le novità introdotte dalla nuova edizione dello standard SA 8000. Ci concentreremo sulle principali differenze rispetto alla SA 8000 2014 e analizzeremo nel dettaglio i requisiti previsti per i sistemi di gestione della responsabilità sociale. Il seminario è gratuito, ma i posti sono limitati. Scopri tutte le modifiche introdotte dalla nuova edizione e come adottare un modello certificato di gestione della responsabilità sociale. Iscriviti al nostro seminario. Il seminario è disponibile gratuitamente sul sito vegaformazione.it/seminari.